Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Pillole di economia. Oggi parliamo di un argomento finanziario parecchio spinoso, i derivati. Può sembrare complesso, ma in realtà non lo è, quindi seguitemi. Andremo a capire qual è il meccanismo sul quale si basano e fidatevi che è veramente semplice. I derivati sono una tipologia di contratti finanziari come potevano essere le obbligazioni del video qui in alto a destra. Premetto che esistono tante tipologie diverse di derivati, ci sono i futures, ci sono i forward, gli swap, le opzioni, un sacco di diversi, ma noi tratteremo in questo video solamente quelli più diffusi, i futures. Scusate la mia pronuncia, ma lo pronuncerò 50 volte in modo diverso. Il loro nome ci indica in modo molto semplice qual è la loro principale caratteristica. Sono infatti legati a un'operazione che avverrà nel futuro. Sottoscrivendo questo tipo di contratto andremo ad impegnarci, e quindi sarà obbligatorio per noi, comprare a un determinato prezzo, a una determinata data, un determinato oggetto. Questo vale ovviamente sia per la vendita che per l'acquisto. Facciamo un esempio giusto per capirci. Io vado a sottoscrivere uno dei tanti futures sul grano e quindi mi impegno a comprare 10 kg di grano in data 20 settembre, che è tra l'altro anche il mio compleanno, al prezzo di 5 euro. Quindi non c'è niente di complesso da capire in realtà, come avete visto questo è un derivato, è abbastanza semplice. Chiaramente se io mi sto impegnando ad acquistare quell'oggetto in quella data a quel prezzo, chi me lo sta vendendo è obbligato a venderlo. I futures di solito si usano per negoziare altri tipi di contratti finanziari, ovvero generalmente ci si impegna ad acquistare titoli di Stato, obbligazioni, azioni, quote di fondi di investimento comune o cose del genere. Non mancano però i futures uguali a quelli che ho fatto io nell'esempio, quindi che negoziano materie prime o oggetti molto preziosi. Detta così sembra un'operazione molto tranquilla, a basso rischio, però non vi fidate. I futures sono estremamente pericolosi e ora andiamo a capire il perché. Io mi accordo con un'altra persona per comprare 50 lingotti d'oro tra un anno a 100.000 euro. Il prezzo a cui vengono acquistati questi lingotti io lo sto stabilendo ora, ma non so quale sarà tra un anno. Noi le informazioni le abbiamo in questo momento, ma non sappiamo cosa succederà, tutte le varie vicissitudini che arriveranno durante quest'anno. Ammettiamo quindi che domani scopriamo una nuova tecnologia che ci consente di andare nello spazio e trovare un pianeta tutto fatto d'oro. A quel punto il prezzo di mercato dell'oro che sto andando a comprare sarà di 20.000 euro perché ci sarà una quantità d'oro maggiore sul mercato e quindi il prezzo si abbasserà. Avendo però sottoscritto quel tipo di contratto un anno prima, io sto andando a comprare a 100.000 euro 5 lingotti che ne valgono 20.000. Voi capite che ci ho perso una marea di soldi. In sostanza, stabilire il prezzo molto tempo prima significa fare una scommessa, non c'è niente di diverso. E come è ovvio che sia in una scommessa, uno vince e uno perde. Perché allo stesso modo, se tra 5 mesi viene diffuso un report che dice che tutte le principali fonti di oro, tutte le miniere, i giacimenti si stanno esaurendo, il prezzo dell'oro schizza alle stelle. A quel punto pagare 100.000 euro per 5 lingotti sarà un affare per me, non per lui. La cosa comune a entrambe le parti però è che questo tipo di contratto è stato un azzardo. E a questo punto, come sempre, io vorrei prendermi uno spazio da dedicare alla prevenzione in ambito finanziario. Vi imbatterete sicuramente in futuro, o magari qualcuno di voi è già stato in questa situazione, in operatori che vorranno venderti questo tipo di contratti, i derivati. E attenzione che non parlo solo di truffatori, anche le banche molto spesso propongono i derivati ai propri clienti. Come vi ho detto però, questa è una scommessa molto pericolosa. E c'è di più, la scommessa diventa ancora più pericolosa se voi non avete abbastanza informazioni rispetto all'altro soggetto. Non scordiamoci che le banche, ad esempio, sono esperte nel loro settore e che quindi hanno probabilmente molte più informazioni rispetto a te su quello specifico contratto. Quindi attenzione che sono scommesse per le quali la controparte ha il doppio o il triplo delle possibilità di farci un profitto rispetto a voi. Quindi il mio consiglio è: o sei un esperto di finanza che opera da anni sul mercato, oppure non comprare questo tipo di contratti. E come sempre vorrei sensibilizzarvi sul fatto che non esistono guadagni facili e quindi dietro ad ogni guadagno facile c'è una persona truffata. Bene, dopo questa piccola interruzione della voce della coscienza, parliamo dei forward. Sì, lo so che ho detto a inizio video che non avrei parlato dei forward, però ne vale la pena, non c'è quasi niente da aggiungere.
I forward infatti sono lo stesso tipo di contratto dei futures, però negoziati in un posto diverso. I futures sono generalmente negoziati sui mercati regolamentati. I forward invece sono negoziati sui mercati OTC, ovvero over the counter. Sicuramente in futuro farò un video per spiegare che cosa significano le due cose, però vi basti sapere per il momento che uno è regolamentato e l'altro no. In video futuri vi parlerò anche di opzioni e swap, però non è questa la sede. Avendo già aggiunto fin troppa carne al fuoco, il video può concludersi qui. Se vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete, iscrivetevi e attivate la campanellina, ma soprattutto tra poco arriveranno dei riquadri, che sono ulteriori video, sempre miei, molto belli, quindi cliccateci.